Situata al centro della Sicilia, a circa 600 metri sul livello del mare, Caltanissetta ha sempre avuto un ruolo strategico nella storia dell'isola, ponendosi quale punto di tutte le vie di comunicazione tra le principali mete siciliane, presentando un suo originale patrimonio in cui si intrecciano arte, archeologia, tradizione e folklore. Ogni anno, durante la Settimana Santa, tutta la città si riveste di un'insolita bellezza, di qualcosa che sembra provenire dal profondo di sacri e magici riti che trovano il loro momento ideale proprio durante il periodo pasquale per poter liberamente manifestarsi. Tra questi, la processione della Real Maestranza, che ha lo straordinario potere, ogni mercoledì santo, di resuscitare uno dei momenti più significativi della storia della città. Il suo imponente e nello stesso tempo commovente corteo, costituito dai rappresentanti locali delle più antiche corporazioni artigiane, testimonia ancora oggi, in maniera solenne, la nascita dell'identità civica raggiunta. E sin dagli inizi del 1500 a Caltanissetta si rivelano delle compagnie di maestranza riunite in corporazioni di confraternite e legate soprattutto alla Chiesa, ma con il nuovo corso imperiale di Carlo V ottengono nel 1551 l'atto e la concessione a riunirsi in corpo unico di milizia cittadina, comandata da un capitano d'arme. In questo periodo la maestranza è comandata da un ufficiale appartenente al ceto dei nobiles familiares, vale a dire di un nobile vicino alla casata del principe. La nomina di capitano d'arme era una carica regia, una sorta di colonnello che comandava le milizie artigiane e le sergenterie costiere di un'intera area vasta come quella della Val di Mazzara. Il capitano di città o di giustizia, invece, aveva poteri limitati giudiziari affidatogli dal signor locale e affiancato da un notaio, un magistrato e un gruppo di armati, sovrintendeva sul rispetto delle leggi feudali. Nel XVII secolo la maestranza veniva impegnata come polizia comunale e utilizzata come guardia d'onore per le sfilate dei santi protettori e per la settimana santa. Il XVIII secolo segna l'inizio della decadenza militare. Vittorio Amedeo II di Savoia, con la sua politica di prelievo fiscale e di austerità economica, si ritrova il popolo siciliano ostile, tanto che gli si rivolta contro, chiedendo aiuto a Filippo V di Spagna. In questa occasione le truppe savoiarde, abbandonando l'isola, si danno al saccheggio e agli arbitri, ma incontrano nella Real Maestranza un irriducibile avversario. La definizione di reale è riconducibile all'evento dell'ingresso sul suolo nisseno nella primavera del 1806 di Ferdinando IV di Borbone, che, impressionato dall'imponenza di questo corteo, la fregiò dell'appellativo di reale. I moti rivoluzionari del 1819-1820 ritrovano la maestranza impegnata nella difesa di Caltanissetta. L'atto eroico dei caltanissettesi che si opposero alla ribellione sarà rilevato da Francesco I con il decreto reale numero 69 del 22 febbraio 1825 con il titolo di Fedelissima. Durante i moti rivoluzionari del 48 la Real Maestranza prese parte attiva alla rivolta, però dopo fu smilitarizzata e le furono sequestrate le armi e gli antichi vessilli posseduti da ogni singola compagnia. I vessilli originali furono distrutti dalle autorità dell'epoca perché contenevano in essi i colori della libertà, blu, rosso e verde, e vennero sostituiti con il bianco dei Borboni, reganti al centro il santo protettore della corporazione, e dal 1860 le bandiere furono contrassegnate da un nastro tricolore. Nel tardo XIX secolo le compagnie riapparvero come congregazioni corporative di maestri d'arte private ad ogni potestà politica, anche se rimaneva l'aspetto militare con il capitano e i suoi ufficiali. Nel XX secolo la Real Maestranza si è presentata alla cittadinanza con il suo massimo rappresentante eletto a turno tra le file delle categorie, che prima 4 e poi 6 e infine 10 ne formano il corpo d'arte. Dal 1880 il capitano è stato nominato cavaliere prima del Regno d'Italia e poi della Repubblica. Il 6 febbraio del 2000 i responsabili delle categorie d'arte e mestieri che compongono la Real Maestranza hanno firmato lo Statuto Unitario con il dichiarato intento di preservare questo patrimonio culturale dell'umanità vivo e presente per le generazioni future. Il personaggio principale di tutta quanta la manifestazione è ovviamente il capitano, che viene eletto ogni anno tra i vari rappresentanti delle categorie artigiane. Il capitano si veste secondo la tradizione settecentesca, mastrina e feluca con piume nere e coccarda tricolore, frangia d'oro alla cintura e spadino con l'elsa dorata. La mattina del mercoledì santo i rappresentanti delle 10 corporazioni della città, in abito nero e la banda musicale, accompagnano in corteo il capitano davanti al palazzo comunale.
Il sindaco di Caltanissetta gli consegna le chiavi della città. Viva il capitano della Real Maestranza! Viva il sindaco di Caltanissetta! Ma stampa tutti i diritti, scusate. Viva il capitano della Real Maestranza! Il corteo si dirige verso l'atrio della biblioteca comunale. Da qui, verso le 11, ha inizio la solenne processione penitenziale. Il capitano indossa calze di seta, guanti e cravatta neri e porta mestamente in braccio un grande crocifisso velato di nero. Siamo a Caltanissetta, la settimana santa trova nella Real Maestranza un momento di fede, di tradizione, di cultura, di tutto quello che è il mondo siciliano. Siamo con il capitano della Real Maestranza. Allora, spieghiamo subito che cos'è la Real Maestranza. È una vecchia usanza che viene tramandata dai quelle anziane a noi più giovani. È una tradizione, diciamo, ultracentenaria, da più da 500 anni che esiste. E cerchiamo di non farla morire andando sempre avanti e tramandandoci le tradizioni antiche. La relazione con la settimana santa, perché si festeggia proprio durante questo periodo? Allora, perché la maestranza, la milizia degli artigiani della maestranza ha una tradizione sia storica come milizia a difesa della città, sia come picchetto d'onore per la devozione al Santissimo, e quindi ha sempre partecipato come scorta d'onore alla processione del Santissimo Protettore della città e al Corpo di Cristo, quindi questo è il doppio significato. Presidente di categoria, invece vogliamo concludere affermando che veramente... Io mi ero messo alle spalle appunto per far vedere anche dalla telecamera le torce che noi adoperiamo durante le sfilate. Ogni categoria ha queste torce con le diciture della categoria appartenente, pertanto ogni 10 anni si ripete che una categoria ha il suo capitano con le altre 4 cariche, che sono l'alabardiere, il portabandiera, l'alfiere maggiore, lo scudiero, che dovrebbe essere quella carica e che successivamente dopo 10 anni avrebbe diritto a fare il capitano, e il capitano. E ogni qualvolta si succedono di categorie in categorie cerchiamo di fare meglio per non far morire questa bellissima tradizione, che è un patrimonio importantissimo per la città di Caltanissetta, dove tutta la gente aspetta questo avvenimento per poter festeggiare e collaborarci e far riuscire al meglio questa festa. Grazie. Il capitano appartiene quindi alla categoria dei barbieri. Egli si fa carico delle colpe e del peccato di tutti. È preceduto nel corteo dall'alfiere e dallo scudiero, lo seguono l'alabardiere e il portabandiera. In guanti neri e con un cero in mano sfilano in 2 ali gli artigiani. Una toccante marcia, colma di dolore e malinconia, accompagna la Real Maestranza in cattedrale per celebrare la venerazione del Santissimo Sacramento.
Il capitano, in quanto rappresentante del popolo, riceve il perdono e annuncia la liberazione dell'uomo dal peccato. Le calze, la cravatta e i guanti neri vengono allora sostituiti con quelli bianchi. Le bandiere delle corporazioni si dispiegano a festa. A mezzogiorno la Real Maestranza, in un clima di grande festa, esce dalla cattedrale in solenne processione accompagnando il Santissimo portato in uno splendido ostensorio d'oro.
La marcia della banda musicale trasmette allegria e felicità. Nel pomeriggio gli ordini di categoria e le autorità si recano in visita al capitano. Banisti vi chiede di essere ricevuta. Compagnia d'arte, falegname banisti, prego si accomodino. Siamo in casa del capitano, finalmente un momento importante, fra poco tutti i lavoratori e le associazioni verranno qui per fare festa, un momento toccante, un momento forse aspettato tutta la vita. Tutta la vita sì, da 50 anni, da 50 anni in qua. Per una settimana lei sarà la massima autorità nella città di Caltanissetta. Le sue sensazioni? Beh, le sensazioni sono innanzitutto quelle di essere all'occhio del ciclone. È chiaro che c'è un po' di imbarazzo per noi che siamo di una certa stacca, diciamo. Non siamo molto letterati, neanche, siamo solamente dei professionisti e basta. Con Paolo Iannelli invece voglio parlare della festa intesa in due momenti fondamentali.
Certo, se con riferimento alla celebrazione del Mercoledì Santo, noi possiamo sottolineare che la prima parte della celebrazione, dopo aver registrato la consegna della chiave della città da parte del primo cittadino al nostro capitano, ci rechiamo nel luogo tradizionalmente dal quale parte la processione penitenziale, che è la prima parte della sfilata dalla biblioteca comunale alla chiesa madre, alla cattedrale, è appunto una processione penitenziale con il capitano che porta il Cristo velato a lutto rivolto verso le milizie, proprio per sottolineare e rimarcare la penitenza che tutta la Real Maestranza nei confronti del Santissimo, a cui dimostra fede e attaccamento, vuole esprimere. Quando si arriva in cattedrale c'è un momento importantissimo, che poi simbolicamente viene rappresentato dal cambio del cravattino e dei guanti, che da neri passano a bianco, perché in quel momento avviene la transustanzazione, che è la discesa dello Spirito Santo nell'assemblea. Questo passaggio dalla fase penitenziale alla fase di festa di massimo onore nei confronti del Santissimo viene espresso formalmente col passaggio dal nero al bianco. Così si giustifica, perché il capitano cambia le calze, cambia i guanti, e anche tutti i partecipanti alla processione cambiano il cravattino da nero a bianco e i guanti da nero a bianco. Allora, il presidente Gerlando D'Aibia adesso ci presenterà le varie cariche, le varie figure, che cosa rappresentavano. Allora, io inizierei intanto con la prima figura, diciamo, che è l'alabardiere, che è Ignazio Saia, che praticamente avete visto stamattina in processione, portava la lancia, l'alabarda a protezione quindi della milizia e del capitano in particolare. Poi abbiamo il portabandiera Salvatore Barba, il quale ovviamente porta la bandiera con l'effigie del Santo Protettore, quindi è l'emblema della corporazione dei barbieri. Lo scudiero Edoardo Cammarata, che con lo scudo alla lancia proprio è l'ufficiale di scorta nella persona del capitano, quindi è proprio fondamentale sotto questo aspetto. Di solito, tra l'altro, negli anni passati lo scudiero nel decennio successivo poi diventava il capitano della Real Maestranza. Purtroppo questo non sempre poi si è conciliato, perché poi ci sono diverse occasioni perché altri maestri avanzano titolo a essere capitani, per cui le votazioni, magari le elezioni, non sempre risulta lo stesso scudiero eletto. Poi c'è l'alfiere maggiore, che è anche lui un costume caratteristico, quindi con lo spadino di ufficiale sempre di scorta del capitano, che porta il gonfalone della città, che rappresenta 10 santi protettori con lo stemma della città. Un patrimonio da salvaguardare anche in prospettiva futura. Senza dubbio, infatti l'obiettivo più importante poi nell'associazione Real Maestranza è salvaguardare questo patrimonio storico-culturale. E per fare questo chiaramente abbiamo la necessità di rilanciare l'artigianato artistico e tradizionale e utilizzare l'immagine del Real Maestranza nel mondo proprio per dimostrare che i nostri artigiani sono dei valenti maestri. Non so se avete saputo, uno dei nostri maestri artigiani, calzolai, ha realizzato lo stivale più grande del mondo, è stato il maestro Pasquale Tramontana dei calzolai pellettieri, ha fatto uno stivale alto 4,16 m, è stato inserito nel Guinness World Record. Ma il mercoledì santo è anche il giorno delle varicelle, che preannunciano il grande evento del giorno successivo, quando entreranno in scena le vare. Esse riproducono in miniatura il giovedì santo. Sono stati gli apprendisti dei maestri artigiani, all'inizio del secolo, a volere questa tradizione. Un po' per spirito di rivalsa e un po' per emulazione, i giovani garzoni possono partecipare da protagonisti della settimana santa. Le prime varicelle erano così piccole e rudimentali, venivano portati in processione in palma di mano. Un altro aspetto del mercoledì santo a Caltanissetta è senza dubbio le varicelle. Che cosa sono le varicelle? Ne parliamo subito con Raul Majorana. Buonasera, le varicelle sono delle riproduzioni dei grandi gruppi sacri, praticamente i simulacri, sono 16 gruppi
e queste sono delle piccole riproduzioni e appartengono a famiglie o a enti, come per esempio in questo caso al signor Doca, che appartiene proprio lo sfoglio praticamente è un simulacro, è una piccola riproduzione di quello esistente, quello grande, che ha misura d'uomo, che praticamente sfileranno per il centro storico domani, di Santo. Signor Doca, allora... Non è riproduzione, questa di quelle grandi non c'è. Infatti i piccoli sono 19, non sono 16. Non sono 16. Ecco. Allora, ci parli un po' di questo... Questa è stata fatta nel 1955 da mio suocero. Bene, di conseguenza è stata poi restaurata nel 75 e si conserva ancora. Come nasce questa passione, viene tramandata da padre in figlio? Sono nate 6 di seguito assieme, ecco. Sono 6 amici che hanno ingrandito questa processione, questi piccoli gruppi. Generalmente quanto tempo ci vuole per preparare una varicella? Un giorno. Quindi da che cosa è composta? Tutto il legno e cartapesta, ecco, che viene montata direttamente, perché viene conservata tutta smontata, no? Viene rimondata ogni anno e viene guarnita poi all'ultimo momento dei fiori. Raul Majorana, tu parlavi prima delle vare, domani invece cosa ci sarà? Infatti domani ci sarà per il Giovedì Santo, praticamente si rientreranno tutti i simulacri davanti il centro storico di Caltanissetta, davanti il Duomo, dove sfileranno intorno alle 21 di sera. Il termine di tutta la processione, il Giovedì Santo, si avrà intorno alle 4 meno un quarto del mattino, quando ci sarà la cosiddetta spartenza, ovvero la riunione di tutte le varie simulacri davanti il Duomo di Caltanissetta, e dopo i fuochi d'artificio praticamente si divideranno per le vie del centro storico e ognuno praticamente le porteranno, i protettori o comunque tutori di tutte queste varie simulacri, li porteranno nei vari spazi dove vengono conservate, per poi riutilizzarle o comunque farle sfilare il prossimo anno per il Giovedì Santo. Durante tutto l'anno, quindi, vengono gelosamente custodite nelle abitazioni delle famiglie proprietarie. Le varicelle rappresentano un momento di grande tradizione della settimana santa nissena. Dopo, verso le 19, vengono riunite in piazza Garibaldi per la processione.